dire che fin da molto piccola ho sempre sognato un po' l'Africa, ma soprattutto il deserto, il Sahara. Già all'età di 8-9 anni, quando abbiamo cominciato a studiare geografia alle elementari, passavo delle ore a guardare l'Atlante dell'Africa e in particolar modo quella macchia gialla che la attraversa est a ovest. E abitavo allora, appunto come adesso, al Lido di Venezia e ricordo che una volta uscendo dalla scuola vidi nel cinema davanti alla scuola i poster che pubblicizzava il vecchio film Timbuktu, un vecchio film con la Sofia Loren, Rossano Brazia, e si vedeva queste dune con dei cammelli che passavano, e quando arrivai a casa chiesi a mio padre che cos'era Timbuktu. E allora lui mi raccontò di questa città nelle sabbie, che è il centro carovaniero, un posto dove arrivavano anche molti saggi dell'epoca. Io per anni ho sognato Timbuktu e ci sono arrivata 35 anni dopo, diciamo che ho preso un po' di tempo, e quando ci sono arrivata mi ha molto emozionato. Anche, alcuni mi parlavano di Timbuktu come una delusione, non so cosa si aspettassero in realtà. Forse dipende anche da come si arriva a Timbuktu. Chi arriva magari in aereo può essere meno emozionato. Io ci sono arrivata dopo 4.000 km di strada, di cui 2.000 di pista, in mezzo alle sabbie. Poi ho avuto la fortuna di avere la possibilità di un contratto per insegnare in una scuola italiana in Algeria. Si trattava di una scuola privata, di un grosso cantiere italiano dove c'erano molte famiglie con bambini. Quindi negli anni '80 sono stata 4 anni lì. Ho poi per alcuni anni anche organizzato dei circuiti nel sud del Sahara e accompagnato dei gruppi, proprio perché avevo voglia di stare lì. Intanto collaboravo anche con delle piccole associazioni che portavano aiuti alle popolazioni del Mali. Dopo questo ho cominciato a lavorare con gli organismi internazionali, cosa sto facendo ancora, quindi con le Nazioni Unite, l'Unione Europea, l'OSCE e altri, nel campo della democratizzazione. Sono missioni che vengono organizzate in paesi che sono stati sconvolti da rivoluzioni, colpi di Stato, guerre, e quindi si arriva poi a fare le elezioni e ci sono delle missioni sia per l'osservazione elettorale che per l'assistenza tecnica. Il libro è venuto proprio da questa voglia, a un certo momento, di esprimere questo amore per questo deserto e questa Africa, che soprattutto in Italia, a parte pochi appassionati, è poco conosciuta. E quindi ricordo molto bene tutti i passaggi nella sabbia, i problemi, le difficoltà, il contatto con la gente. Ed è questo un po' che esprimo nel libro. Il libro non è scritto in prima persona, ma è un racconto, una storia, diciamo, inventata, nella quale però ci sono molti punti di riferimento ai viaggi che ho fatto io, chiaramente. Facendo anche una cosa un po' particolare che si faceva in quegli anni 80-90 e che ho fatto anch'io qualche volta, che era quella di acquistare delle vecchie macchine, Peugeot o Mercedes, e portarle giù, attraversare tutta l'Algeria, arrivare in Niger e venderle. Era un modo per fare qualcosa di diverso, per ritrovarsi nel deserto, pagarsi il viaggio. Se andava bene rimaneva anche in tasca qualcosa, in realtà era proprio la voglia di fare questo.